Buongiorno cari concittadini, siamo qua oggi con il nostro consueto appuntamento di aggiornamento per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Anche quest'oggi non riscontriamo fortunatamente nuovi casi di infezioni e quindi di contagio, e quindi questo ci fa sperare dopo il picco della settimana scorsa. I contagi rimangono ancora 3, erano 4 però una persona è già guarita e stanno tutti quanti bene. Una persona è anche asintomatica, quindi non ha mai avuto nessun tipo di sintomi. Le altre 2 persone hanno avuto o sintomi lievi oppure una febbre ma più persistente che pesante, diciamo così. Anche i familiari stanno tutti quanti bene, quindi la questione sembra in fase di guarigione per tutti e 3. Aspetteremo i risultati dei tamponi di riscontro per poter dare buona notizia. Ieri sera c'è stata la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Conte con la pubblicazione del nuovo decreto che stiamo ancora analizzando nei dettagli e che avrà valore dal prossimo 4 di maggio. Nuovo decreto che è abbastanza corposo, sono 70 pagine, naturalmente un decreto che si applica a tutta Italia, quindi le casistiche sono numerose, però ci aspettavamo come tutti quanti un nuovo segno di ripresa, mentre vediamo che la ripresa è stata decisa che sia più lenta di quanto tutti quanti ci aspettavamo, il che comunque ci lascia un po' basiti sotto tutti quanti gli aspetti. Però secondo noi è meglio aspettare a vedere un attimo se ci saranno anche da parte delle regioni alcune aperture diverse, fare tutta una serie di valutazioni a voce ferme nei prossimi giorni, in modo da capire se effettivamente la ripresa sarà lenta così come si è prospettato ieri sera, oppure se avrà un po', magari anche a macchia di leopardo, una ripresa un po' più veloce. Attendiamo, intanto andiamo avanti, applichiamo quelle che sono le norme che noi abbiamo a disposizione, quindi da oggi alle 12:30 riapriranno i cimiteri. I cimiteri riaprono da oggi perché comunque l'orario normale dei cimiteri che troverete a fisso anche davanti rimane in vigore, quindi erano già chiusi il lunedì mattina già di prassi, quindi l'apertura sarà sempre il lunedì pomeriggio dalle 14:30 alle 19:30, quella mattina chiusa. Poi per quanto riguarda martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, il consueto orario sarà lo stesso, quindi 8:30, 12:30, 14:30, 19:30. Ovviamente l'accesso dovrà essere particolarmente regolamentato, quindi chi accede al cimitero dovrà essere munito di mascherina, è obbligatorio, dovrà essere munito di guanti o di gel igienizzante per le mani, quindi le stesse regole che abbiamo per gli spostamenti, e soprattutto dovranno essere vietati gli assembramenti. Per i primi giorni ci sarà la presenza della polizia locale che regolerà e vigilerà sul rispetto delle regole. Per il momento non abbiamo imposto ulteriori restrizioni. Se tutti quanti rispettiamo le regole, evitiamo gli assembramenti, entriamo al cimitero per un saluto ai nostri cari, per sistemare le tombe, per portare i fiori freschi, tutto nell'ambito di non fermarsi a magari fare 2 parole con qualcuno, però limitandoci a questo ambito, sicuramente non avremo nessun tipo di problema e potremo mantenere questi orari. Se invece dovrebbe esserci delle situazioni un po' particolari, con assembramenti anche di più persone nei momenti dei funerali che sono ancora vietati, allora dovremo prendere delle misure più drastiche. Quindi cerchiamo di rispettare tutti quanti queste semplici regole in modo da vivere una convivenza che sia normale e tranquilla. Per quanto riguarda invece la scuola, qua con me c'è l'assessore Pasetto che illustrerà un progetto che è iniziato adesso per sostegno agli studenti che sono a casa, insieme alla scuola, con il servizio gratuito per le stampe da utilizzare come strumenti di studio per i ragazzi. Quindi lascio la parola all'assessore che vi spiega questa novità e ci aggiorna un po' sulla scuola. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto io vi porto i saluti della nostra dirigente scolastica, la professoressa Antonella Flori, che prossimamente sarà anche lei in videoconferenza qua insieme al sindaco. Inizio innanzitutto con salutare tutti gli studenti che sono a casa e che in questo momento, in questi mesi, sicuramente non è stato un momento semplice da gestire,
con una modalità di interfaccia con il corpo docente online, quindi da remoto, e sicuramente avrà creato qualche difficoltà, ma so anche che si sono resi molto disponibili per imparare questi nuovi metodi di approccio e di apprendimento. Faccio un piccolo resoconto su quello che è stato fatto fino adesso dalla scuola in collaborazione con il comune, in particolare con la protezione civile, perché sono stati consegnati agli studenti che ne erano sprovvisti di computer. Fino adesso ne sono stati consegnati 28, altri sono stati acquistati grazie a dei fondi messi a disposizione dal governo e quindi verranno nei prossimi giorni consegnati a chi è rimasto, diciamo, sprovvisto. Mentre c'è una parte, diciamo, che non è riuscita ad avere il PC per diverse motivazioni, anche di carattere, diciamo, strutturale, non avendo connessioni internet. Per questi è stato attivato questo tipo di servizio, che si tratta di stampare gratuitamente il materiale per i compiti, che verranno poi consegnati dalla protezione civile, per cui è necessario inviare una mail o comunque una telefonata alla scuola. L'indirizzo mail è scuolediamaestri@gmail.com, va indicato il nome e cognome dello studente, la scuola e la classe frequentata, l'indirizzo e un recapito telefonico per la consegna. È un servizio appunto gratuito che parte da oggi, che si rivolge a tutti gli studenti che risiedono nel comune di Taglio di Po e che frequentano appunto l'istituto comprensivo. Va, diciamo, a sopperire quella mancanza di strumenti per l'apprendimento da remoto. Approfitto poi di questo momento per ringraziare anche il corpo docente, perché so che si sono dati particolarmente da fare in questi mesi per apprendere queste nuove modalità. Non sempre è stato semplice di approccio nei confronti degli studenti, e so anche che un'attenzione particolare è stata rivolta anche ai bambini della scuola dell'infanzia, per cui va il nostro ringraziamento e l'auspicio di un buon lavoro, sperando insomma che quanto prima le scuole possano riaprire, perché sono luoghi non solo di apprendimento ma anche di relazione sia tra compagni che con i docenti. Per cui innanzitutto nel frattempo buon lavoro comunque a tutti in questa fase che comunque non è semplice, ma che comunque stiamo affrontando bene, insomma, mi sembra. Bene, ringraziamo l'assessore. Io chiudo ricordandovi ovviamente la regola principale, che quindi sono il distanziamento di 1 metro tra le persone, indossare la mascherina e avere a disposizione i guanti o un gel igienizzante. Vi ricordo anche che queste regole rimangono in vigore, quindi sia che facciate la passeggiata vicino a casa, sia che andiate al supermercato, sia che andiate ad acquistare qualsiasi altro prodotto negli esercizi consentiti, che andate al cimitero. Queste sono le regole di base fondamentali su cui non si può transigere. Ringraziamo ancora una volta la Protezione Civile, perché insieme a tanti volontari di tante associazioni si stanno rendendo disponibili veramente per dare una mano a tutti quanti, e ci vediamo domani per il nostro consueto appuntamento e aggiornamento. Grazie a tutti e buona giornata.